Venezia, domenica 1 settembre 2013, regata storica, patrimonio d'Italia. L'anteprima, la benedizione delle imbarcazioni. La parola per il saluto dalla Basilica della Salute, Don Giacinto Danieli, seminario patriarcale. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con la storia di Venezia, che si traduce poi in questa tradizione grande, gloriosa della regata storica, che inizia con questo gesto semplice e solenne nello stesso tempo, intonato anche dal coro dei gondolieri e intonato dalla familiarità e dalla cordiale amicizia che ho visto tra quelli che domenica prossima saranno concorrenti, avversari per raggiungere la meta nella regata storica. È bello che ci sia questo spirito, che si inizi così, in questo luogo che è, insieme con San Marco, il cuore della città di Venezia, la Basilica della Madonna della Salute. Partecipiamo davvero con spirito veneziano a questo gesto che vede impegnati e riconosciuti anche e incoraggiati tanti giovani, che davvero sia un segno di serenità per la nostra storia veneziana. Ed ora per il Comune di Venezia la parola all'assessore, il dottor Roberto Pancera. Buonasera a tutti, salutiamo i gentili ospiti, ma soprattutto i nostri campioni, le campionesse, i giovanissimi, per questo rito per noi ormai importantissimo della benedizione delle imbarcazioni, che domenica daranno vita allo spettacolo più bello dell'anno per Venezia, che è la regata storica. Voglio ringraziare tutti i nostri atleti per la sensibilità, l'impegno che hanno dimostrato, il senso di responsabilità in una stagione che sappiamo essere stata difficile, ma ci auguriamo che domenica prevalga solo lo spirito di competizione seria, sportiva, e che ancora una volta Venezia possa celebrare la propria storia con la più bella delle proprie tradizioni, che è la voga alla veneta. Un invito quindi a tutti a partecipare domenica pomeriggio a vedere dal vivo queste straordinarie regate comunali con questi nostri campionissimi, che tutti gli anni ci danno la possibilità di gustare questa sfida meravigliosa nel canale più bello del mondo, nella strada più vista e più fotografata al mondo, che è il nostro Canal Grande. Grazie e buona regata a tutti. E per il gruppo organizzatore, il gruppo Vela, la parola al Presidente, dottor Piero Rosasalva. Da parte di tutti noi che abbiamo con grande impegno, credeteci, predisposto e preparato, speriamo al meglio, questo grande appuntamento, testimone passa a voi ragazzi e ragazze, perché lo sforzo organizzativo non ha senso senza i suoi protagonisti. Noi pensiamo che voi sappiate cosa siete e cosa rappresentate, quindi noi dietro le quinte abbiamo lavorato come è giusto, è il nostro compito, il sindaco e la giunta ci dà questo grande onore in questa nuova veste, poi con questa società del comune più forte e più organizzata. Io ringrazio naturalmente tutto lo staff di Vela, il direttore generale, il dottor Doria, il dirigente e tutti coloro che si sono impegnati, però ripeto, qualsiasi impegno, qualsiasi miglioria non avrebbe senso senza di voi. Abbiamo avuto l'aiuto di molti, non abbastanza, ma abbiamo aperto un nuovo canale di sensibilizzazione forte con le associazioni, con le istituzioni, con le aziende, con le imprese, che capiscano che cosa voi rappresentate e che diano anche un contributo concreto per favorire la vostra attività. A voi adesso il compito di farci emozionare e di infiammarci di tifo e di amore per la nostra città. E viva la regata storica, viva Venezia!
Grazie al Presidente del Gruppo Vela Piero Rosasalva. Canta il cor, non posso andare più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. Canta il cor, non posso andare più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. Sarà una gara davvero appassionante che va a chiudere come tradizione la regata storica. Gli equipaggi sono molto agguerriti, molto forti, non ci sono troppe differenze di forza e di capacità da un gondolino all'altro, ci terranno tutti per i chilometri che percorreranno con il fiato sospeso e tutti noi ci auguriamo che sia una bellissima, splendida, appassionante regata e che ogni malizia ci sia, perché questa è la Voga alla Veneta, non si tramuti però in scorrettezza. Allora, prima di presentare un equipaggio alla volta e con l'alzarelli di ogni equipaggio, ricordiamo la commissione tecnico-disciplinare con Bruno Di Rossi, Luciano Pelliccioli, Giovanna Della Toffola, Gianfranco Vianello, Giulio Gidoni. Per i giudici arbitri abbiamo Ermenegildo Rosasalva, Claudio Loiacono, Adriano Davalà, Luca Schiavon Angus, Marco Farnea, Gianfranco Ragazzi, Giampaolo Ragazzi, Vitaliano Turchetti, Rossano Gorin, Benito Vignotto, Giovanni Zennaro e Lino Farnea. Andiamo con gli equipaggi gondolini, cominciamo con il bianco, Maurizio Rossi, Alvise D'Este. Il canarin, Fabio Barzaghi, Roberto Angelin. Siamo con il viola, Luca Ballarin, Fabio Donà. Allora, con il celeste, Alessandro De Poli, Fabio Zane. E con il rosso troviamo Renato e Roberto Busetto. Verde, Davide Prevedello, Giuliano Pagan. Andiamo all'arancio con Giampaolo D'Este, Ivo Redolfi Pezzat. E qui da dire c'è solo da togliersi il cappello. Rosa, Martino Vianello, Andrea Bertoldini. Il marron, Igor e Rudy Vignotto. Sono i campioni uscenti, hanno vinto l'altro anno, se dicono quest'anno sarà la loro quarta regata storica consecutiva. Dio, fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, e lo Spirito di verità sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Gesù è il Maestro dell'umanità, in Lui ogni atleta trova un punto di riferimento esemplare. Chi si propone di saldare lo sport e la vita, i valori dell'umanesimo cristiano e le gare sportive, non può non invocare lo Spirito del Signore, sorgente di grazia e di luce, perché lo sport esprima sempre, in ogni contesto, la formidabile potenza educativa e formativa che gli appartiene. Preghiamo, ascoltaci, Signore, perché lo Spirito attraverso la preghiera riceva quel supplemento di anima che lo rende ancora più brillante e autentico. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché lo sport, con l'impegno di tutti, abbia sempre un volto umano che promuova l'incontro tra persone, che metta alla prova le nostre capacità nel confronto con gli altri, che esalti la pazienza e la costanza del fare, che rifiuti la prepotenza e l'aggressività, che pur celebrando il valore della competizione rispetti gli altri e i tempi di vita della famiglia e dello spirito. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Aiutali ad essere sempre atleti dello spirito per ottenere il tuo inestimabile premio, una corona che non appassisce e che dura in eterno. Per Cristo nostro Signore.